Grazie, intanto complimenti. Allora partiamo adesso con la seconda parte e come anticipato prima, per permettere all'ascoltatore di immaginare meglio quello che hanno passato quei giovanissimi uomini al fronte, la fanfara ha deciso di integrare la parte musicale leggendo prima di ogni esecuzione alcuni brevi episodi tratti dal libro autobiografico del tenente medico schierato nella divisione Iulia, Giulio Bedeschi, 100.000 gavette di ghiaccio. La fanfara aprirà questa seconda parte musicale con il brano Nelle steppe dell'Asia centrale, scritto da Alexander Borodin e diretto questa sera dal graduato scelto Antonio Tomaipitinka, anch'esso studente di direzione e composizione per banda presso il Conservatorio di Udine. Il brano rappresenta una carovana che si trova in viaggio nella steppa, un po' quello che hanno passato anche i nostri soldati, cercando di raggiungere gli avamposti lungo il Don o per tornare a casa dopo la ritirata. Il fiume Don nell'Unione Sovietica, gli alpini e non solo, che si immolarono in una lunga serie di imponenti battaglie, cercando di uscire da una situazione tattica difficile, facendo del loro sacrificio la loro virtù. Con le loro gesta, spesso a costo della vita, hanno scritto la storia del corpo, combattendo appunto anche nella fredda steppa dell'Unione Sovietica, dove Giulio Bedeschi nel suo libro scrive: noi pensammo, come tutti ritenevano in quel tempo, là dove noi eravamo, che avremmo senz'altro svernato sulla riva del Don, perché i 30 e i 40 gradi sotto zero e il mezzo metro di neve non sembravano propizi a scontri giganteschi di uomini come invece poi è successo. E infatti proprio il 16 dicembre del 1942 venne l'ordine per la divisione Iulia di spostarsi dal centro dello schieramento del corpo d'armata alpino sul Don e precipitarsi più a sud, dove le divisioni Ravenna e Cosseria erano state attaccate ed accerchiate da forze preponderanti sovietiche che avevano già occupato tutte le gallerie e gli scavi fatti nel terreno. Alla Iulia, quindi, non rimaneva altro da fare che dispiegarsi letteralmente sulla neve, dove la visione era di un paio di chilometri di territorio completamente bianco, innevato fino al Don, dove c'erano i russi che già sparavano contro i nostri soldati. Dice ancora Bedeschi: ecco, questa è la nostra linea, ci sono 50 centimetri di neve, quindi non c'è altro che attestarci qui, con le armi che abbiamo, ed impedire che i russi avanzino ancora. E ripenso a quegli uomini che con le palette, o con cartoni, o con le stesse mani cominciarono subito, attivamente, a scavare la neve e riportarla al muricciolo sull'altra neve, e comprimerla e scavare in questo modo la loro trincea. Il terreno non si poteva assolutamente intaccare, non si poteva neppure scalfire perché era duro più del legno, era duro come il ferro, e su questo terreno gli alpini si accovacciarono per quella notte. Ma ovviamente una situazione di questo genere non poteva essere affrontabile senza doverla pagare amaramente. I soldati, fermi su quella neve, immobili in quella trincea, subirono i morsi del gelo.